All'1 5 no field Alberto Garruto, 2 Frankie Barr, Marco Stefani, 3 Finlandia Thor, Andrea Farolfi, 4 Firefox dei Giovi, Lorenzo Baldi, 5 Fanny Breed, Enrico Bellei, 6 Fundi dei Greppi, Enrico Montagni, in seconda fila 7 Fuera, Andrea Bigliardi. Si ritrae Fundi dei Greppi e si parte con veloce Firefox dei Giovi che come di consueto parte fortissima fuori dalle ali della macchina, prende il comando, si presenta al largo Fanny Breed che chiede e ottiene strada e così a metà della prima piegata Fanny Breed prende la testa nei confronti di Firefox dei Giovi, terza posizione per Finlandia Thor, all'esterno subito Frankie Barr che precede Fuera, quindi 5 no field alla retroguardia Fundi dei Greppi. Primi 200 metri in 15,4 e si completano i 400 metri di gara in 30 e mezzo. All'avanguardia Fanny Breed che precede Firefox dei Giovi, Frankie Barr che arriva al lato di Finlandia Thor e cerca di portarsi sulla testa della corsa dopo che i primi 600 metri se ne sono andati numero 3 in Finlandia Thor 45,3. squalificato. Sbagliato Finlandia Thor che era in terza posizione allo steccato. Intanto Frankie Barr continua nella sua progressione, arriva al salchi di Fanny Breed, il giro di corsa in 59,8. Sempre all'avanguardia Fanny Breed che precede Firefox dei Giovi, all'esterno continua nella sua progressione Frankie Barr che cerca di portarsi sulla testa il chilometro passato in 1,15, 15,2 la curva di destra, prova ad allungare Fanny Breed per mettere in difficoltà Frankie Barr che non si dà per vinto al suo esterno, perde battute invece Firefox dei Giovi che precede sempre Fuera e Fundi dei Greppi, la rete dei line 14,5, all'avanguardia Fanny Breed sbaglia Frankie Barr che lascia così Fanny Breed in numero una 2 dimensione Frankie tutta Barr sua, squalificato. mentre scatta dall'ultima posizione Fundi dei Greppi per andare a recuperare su Firefox dei Giovi per la seconda moneta. Intanto Fanny Breed ha fatto il vuoto, una volta sbagliato Frankie Barr, Fanny Breed viene a vincere in maniera nettissima. Fanny Breed che nel finale rifinisce il tutto in semplicità, al secondo è Fundi dei Greppi, al terzo Fuera, 29,9 ad arrivare, 1,14,1 il ragguaglio cronometrico, 1,58,9 sul mio cronometro, la vittoria di Enrico Bellei in salchi a Fanny Breed, Afrim Schmidra al training, l'azienda agricola Purlari alla proprietà della vincitrice, una bella figlia di Napoleon Barr che nel suo preferito percorso d'avanguardia si impone nettamente, al secondo è Fundi dei Greppi, al terzo Fuera.